Oggi premiamo due competizioni che riguardano i ragazzi delle scuole superiori. Da una parte l'Impresa dei tuoi sogni, il progetto dei giovani con Confindustria, che arriva alla 16ª edizione, 10 istituti tecnici, per la maggior parte della provincia di Catania, che oggi arrivano a presentare i loro progetti. Col progetto invece Junior Achievement, più di 25 istituti da tutta la Sicilia che dopo un percorso di 6 mesi di attività e di lavoro arrivano qui a raccontare i loro progetti, ma soprattutto a farli toccare con mano. Infatti allestiscono un vero e proprio stand e con una sorta di fiera mettono a disposizione e fanno vedere le cose che hanno creato, che siano dei prodotti o dei servizi, magari software. Questi progetti formativi cercano di diffondere la cultura d'impresa in maniera molto fattiva, molto pratica, e alla fine viene premiato qui il merito, l'inventiva, la capacità di realizzare questi progetti, e premieremo oggi le migliori 3 scuole diciamo di entrambe le progettualità, per dare un segnale forte che la buona scuola forse si può costruire anche così, con un rapporto tra impresa e scuola costante e produttivo.